Nella sala riunioni di Villa Manin di Passariano è stato presentato alla stampa il compendio dell'offerta didattica 2025-26 indirizzata alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado e realizzato dall'ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Presenti il vicepresidente e assessore regionale alla cultura e sport Mario Anzil e la direttrice generale di ERPAC Friuli Venezia Giulia Lidia Alessio Verni. Obiettivo dell'offerta didattica, contenuta nel compendio realizzato da ERPAC, è promuovere e raccontare l'arte in modo coinvolgente, attraverso laboratori creativi curati da guide educatori specializzati, integrando i programmi scolastici attraverso la creatività e l'esperienza interattiva, rafforzando le competenze e stimolando la creatività delle alunne e degli alunni. È una bella iniziativa, è una proposta che ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale, formula alle scuole della nostra regione, ma anche delle altre regioni e anche degli altri paesi, a visitare i luoghi della cultura del Friuli Venezia Giulia, che sono particolari e affascinanti, perché noi siamo una terra di confine, e visitandoli di vivere delle esperienze culturali altrettanto affascinanti. Il compendio sarà illustrato agli insegnanti di tutta la regione attraverso un calendario di Open Day in programma nelle prossime settimane nelle diverse sedi espositive dell'ente. Nel corso degli Open Day il personale di ERPAC accompagnerà gli insegnanti in una visita guidata nelle diverse sedi espositive per poi illustrare l'offerta didattica e consentire loro di programmare le attività didattiche anche su un arco di più anni. L'offerta è veramente ricca e quello che a noi spetta è di renderla ancora più accessibile a tutte le famiglie e a tutte le scuole, agli studenti e alle studentesse. Quindi è veramente un piacere per noi presentare questo compendio della didattica dell'ERPAC, che offre la possibilità di organizzarsi un percorso didattico-culturale di crescita attraverso tutte le nostre sedi espositive. Quindi partiamo ovviamente da questa magnifica sede di Villa Manin, ma poi tocchiamo San Vito al Tagliamento, Cavasso Nuovo, Gorizia, Gradisca di Sonzo, quindi abbiamo veramente la possibilità di creare un percorso di crescita insieme alle scuole, insieme alle famiglie, per avvicinare sempre di più le giovani generazioni all'arte.